Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e ben ritrovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, mercoledì 29 ottobre, vigilia della sfida del Cagliari contro il Sassuolo, e do il buongiorno anche a Francesco, ben trovato Fra. Buongiorno, oggi hai messo come si chiama? L'anteprima giusta? Perché ieri hai messo mercoledì su martedì e ci hanno scritto nei commenti che praticamente era venuto un colpo. Ho detto, ma come, mi sono già perso una... Davvero? Sì, sì. Davvero? Non me ne sono, Sì, sì. non me ne sono reso conto. Lo so, ce l'hanno scritto nei commenti di YouTube e ho detto, è colpa di Luca È e della colpa sua mia età. ragazzi, è colpa mia. Oramai lo sono, sappiamo, sono cioè, più non è lì che che... là. Sono più lì Esatto, che là. esatto. E quindi? Bello questo verde. Sono un fan Ti del piace? verde. Eh sì, oggi che non è il green Beh, screen te lo puoi permettere. qui posso usarlo, esatto. Esatto. Anche se c'è una luce che non mi piace, però purtroppo non ci posso fare niente. Se sei in penombra, dai, però ti vedi bene. Ci sta. Ci sta Esatto. assolutamente. Salutiamo Facci. Salutiamo Daniele, buongiorno Virginia, una parità molto attesa, e salutiamo Tracada. Ben trovati ragazzi, ben trovati. Buongiorno, carissimi, È anche vero, immancabili. sempre presenti, alla grande, Esatto. mitici. Sente il rumore del trapano dei lavori vicini oppure no? No, lo sai. Bene, Cioè, parole bene. non si sa, poi le ultime parole. No, siccome stanno trapanando abbastanza in maniera Sabotaggio. importante, allora chiedo, sai, insomma, abbiamo provato a mettere un po' di effetti, quindi probabilmente un po' siamo riusciti a limitare i danni, però siccome io non sento me stesso, chiedo a te e a voi No, perfetto. Beh, un altrimenti te l'avrei detto. feedback. Allora, Tracala Molto bene. dice: ho letto queste favole su Luperto che sarebbe in uscita. Speriamo che domani con una buona prestazione zittisca tutti. E Cosa vuoi sapere da me? poi... Ma Cosa vuoi sapere da me? Nessuno Che sa niente su questo. Questo silenzio è Silenzio, abbastanza... si dice silenzio ha senso. Allora, ha traslocato il vicino di Zizzola. Sì, magari dati, vabbè. Veramente. Giancarlo, ambulanza ancora nulla, ancora niente. Beh, no. Oggi non dovrebbe sentirsi. No, Siete qui non abito vicino attenzione, agli siete ospedali. Quindi. una bella e stimolante compagnia quotidiana. Bisogna sempre intendersi sullo stimolante, caro Daniele, perché insomma di questi tempi non si sa mai. Silenzio Assenzio, grande Robby, sì, in effetti. Assenzio. Il direttore sembra stanco ultimamente. Che succede? Stress da fantacalcio? Trapano molesto? Tachicardia da Casteddu? Niente di tutto questo. Sabeccesa. Prendo in giro di Leonardo, ma sono peggio di lui. Direttore, svuota il sacco. No, ma che vuota il sacco? Cioè, non abbiamo nessun tipo di informazione. Facciamo controinformazione. Esatto, non abbiamo indicazioni sul fatto che Luperto sia in uscita. Poi, intendiamoci, si potrebbe immaginare qualunque tipo di scenario da qui a gennaio, da gennaio a giugno, soprattutto per il fatto che il Cagliari comunque ha tanti giocatori in tanti ruoli. Quindi tutto può essere, ma sinceramente io credo che il Cagliari prima di privarsi di Luperto ci penserebbe non 10, non 20, ma forse neanche 100 volte su questo
su questo fronte. Rispondo a Giuseppe per il discorso di Nando, perché poi torna ogni tanto Ciclico. l'argomento in maniera ciclica, è semplicemente una questione puramente economica, cioè nel senso che non si è trovato un accordo dal punto di vista economico per proseguire la collaborazione in questo momento, ma su entrambe, cioè da parte di entrambe le parti, c'è la volontà che qualora la situazione economica dovesse cambiare, si riparte senza nessun tipo di problema. Ma è tutto lì il discorso, siccome voi che ci guardate, quasi tutti, la maggior parte lo fa in maniera gratuita, bisogna anche capire che poi però per noi questo è un lavoro e ci sono spese di una certa importanza, tra cui anche quella giustamente di poter pagare i collaboratori interni ed esterni, e quindi nel momento in cui poi non si riesce a trovare una quadra, è più importante la testata rispetto a qualunque collaboratore. Ecco, questo credo che sia abbastanza chiaro un po' per tutti. Ma, ripeto, siamo in ottimi rapporti, anzi siamo sentiti anche da poco, per cui qualora ci dovesse essere la possibilità, magari anche grazie a voi, non lo so, nel senso grazie Al supporto che ci potete dare. nuove donazioni e tutto, magari è un discorso che si può riaprire. In questo momento non ci sono le condizioni. Allora, Sergio invece dice: buongiorno Francesco, buongiorno Luca. Gli infortuni dei 6 indisponibili dovrebbero essere confermati anche per giovedì. Beh, Belotti sicuramente, questo è un dato di fatto. Presumo anche Radunovic, Pintus. Vediamo un po' qual è la situazione lì Teta. Mina presumo di sì, perché si sta ancora allenando a parte. Su De Iola non ho news. Tu farai qualche news su De Iola? No, vedremo. Oggi sarà decisivo, secondo me, l'allenamento di oggi per capire, penso, cioè almeno, secondo me poi un De Iola e magari un Mina, se anche vengono convocati, magari viene fatto solo per portarli in panchina e quindi averli a disposizione dal punto di vista più di leadership, averli in spogliatoio, più che per rischiarli. Pisacane ci aveva detto non voleva rischiare De Iola contro il Verona per provare a recuperarlo per il Sassuolo, magari, considerando il fatto che Cagliari poi giocherà lunedì contro la Lazio, magari insomma si tiene un po' di giorni in più per averlo a Roma in trasferta, ecco. Allora, poi c'è Bilancizio che dice: buongiorno a voi, chi ci ha lasciato? No. Ho perso il primo no, non Grillo, ci mancherebbe. Lasciati, a parte che lasciati nessuno. così è molto brutto, tra Sì. l'altro, perché sembra che qualcuno sia venuto a mancare, come diceva, no, parlavamo di Nando Orsi, caro Fabrizio. E confermiamo Mentre che oggi non ci ci sarà la conferenza di Pisacane questa mattina a 12:30. Io vedo che c'è già collegato uno dei due ospiti di oggi, un mio grande amico come Giampaolo Gaias, facciamolo entrare. Buongiorno Giampa. Ciao, buongiorno. Bene, voi? Meno male che ti ho detto telefono in orizzontale, meno male che... Il problema, allora dai, lo tengo così. Devi sbloccare. Vabbè. No, va bene così. Adesso sei storto però, se resti comunque in verticale, quindi non so se la rotazione è bloccata. Aspetta. Vediamo, Sicuro che guarda, Eccolo! Hai visto? Perfetto. Come stiamo intanto? Ho appena imparato destra e sinistra, orizzontale e verticale ancora. Tutto bene. Come stiamo? Tutto bene. Bene. La lampadina. Fantastico. Stamattina problemi logistici di un certo livello, saltata la corrente prima della diretta, quindi insomma. Va bene. Dicevo, non Giampiero, Giampaolo. Perché Giampiero? No, non lo so. No, ma perché è il destino della mia vita, è il nome sbagliato. Di solito lo Vero? scrivono staccato. Sì, A me sbagliano il cognome. A me sbagliano sempre il cognome. Giampaolo, Pierpaolo, Giampiero. Vabbè, Giampa, e che ti devo dire? Professionalmente mettiamo banana direttamente come i vecchi tempi. Questa è una cosa che possiamo capire soltanto in pochi, ma uno sicuramente che lo può capire è l'altro ospite di oggi, ovvero Davide Arras. Ciao Davide. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Ben trovato. Come Buongiorno. stai? Tutto bene, dai, tutto bene.
ovviamente non ti avevo detto che ci sarebbe stato Giampaolo, ma più che altro per evitarti questa tassa da pagare, perché insomma già lo senti abbondantemente quasi ogni giorno, o forse addirittura Lo ogni sento più di giorno. mia madre tante volte. Esatto, pensa un po', dici, ma anche qui, anche nelle ospitate, anche a Buongiorno 131, mi tocca avere a che fare con Giampaolo. Intanto grazie di essere con noi. Oggi puntata berchidese, Giampa, abbiamo detto, no? Anche scherzando in redazione, perché entrambi siete di Berchidda, uno un po' più grande di età rispetto all'altro. Facciamo indovinare chi, insomma, Chi? senza dare troppi indizi. Una vostra, cioè un rapporto importante il vostro, una grande amicizia, ma che soprattutto con il pallone insomma, a unirvi in maniera particolare. Chiedo a te, Giampa, di presentare Davide. Dal punto di vista sportivo o dal punto di vista... Non lo so, anche dello spettacolo, non lo so, della TV, non so se Davide abbia di cercatore di funghi, non lo so. No, credo di essere una delle persone che lo conosce di più, lo conosco da quando è bambino. Chi è Davide? Davide è un attaccante, uno dei più forti che io ho avuto l'onore di incontrare negli anni in cui seguo il calcio. A livello, se te lo devo descrivere a livello tecnico, io quando ogni tanto, sai, se segui i miei social, essendo amici, quando vado a trovarlo e a seguirlo, scrivo sempre qualche post. È il classico giocatore che si fa voler bene da tutte le tifoserie. Io sono andato a vederlo praticamente in tutte le squadre in cui ha giocato ed è sentimento comune, sempre uno dei calciatori più apprezzati per il suo impegno in primis e anche per le prestazioni. Sono andato anche da poco, l'ho visto qualche settimana fa, sono andato a vedere la partita a Vado, la sua nuova squadra, e anche lì mi diverto sempre a ascoltare i commenti dei tifosi, che è stato sostituito dopo un'ora, te lo può confermare, lui era felicissimo. Ma anche Immagino. il pubblico ha mugugnato parecchio. Io sono stato zitto, anche io avevo lo stesso stato d'animo, però perché avrei credo che detto vado e me lo tolgono dopo un'ora, c'è un'ingiustizia. Guarda, devo fare la battuta di vado a Vado, abbi pazienza. È una routine Guarda, ormai. Non sei l'unico, perché quando ha firmato a Berchidda, chi mi conosce pensa che io sia il procuratore di Davide, quindi non leggono magari i giornali e chiedono a me dove va a giocare. E mi ha chiesto una persona: dove va Davide? A Vado. Vado, dove va? A Vado. No, la squadra si chiama così. No, è stato, non sei Questo è stato come... tu, l'hai fatto la battuta, come il famoso chi mi ha chiesto era... come il famoso spot, non so se ti dico, la presentazione di quando il Como prese Alex Blanco e fece lo sketch social, dici dove vai? A Como, e quello Como? A Como? Dove? Como? No. Insomma, vabbè. Davide, dopo questa penosa sketch, battuta, presentazione, veramente meno male che sei il nostro amico e ci conosci, quindi insomma ci puoi perdonare da questo punto di vista. No, chiedo a te subito invece come sono questi primi mesi della nuova avventura al Vado Ligure, ricordiamolo, insomma, per chi magari non conosce bene un po' la geografia. Esatto. No, dei mesi impegnativi, sicuramente stiamo facendo un avvio di campionato molto importante, ma diciamo che la squadra è stata costruita molto bene già dall'inizio, quindi diciamo che la strada doveva essere quella. Non pensavamo di fare su 9 partite 8 vittorie, un pareggio, di partire così bene, non ce l'aspettavamo, però poi vai a guardare i giocatori che hai nella rosa e dici siamo una squadra forte in cui veramente ogni partita puoi portare a casa i 3 punti se ci metti quelle
quelle cose insomma che ci stai mettendo in questo avvio di campionato. Quindi è un faticoso, sì, perché tante volte hai quasi l'obbligo di vincere ogni partita, e quindi a livello mentale è un po' stancante, però poi ti permette di passare una buona settimana. Ogni volta che vinci arrivi il martedì che sei felice, quindi è un'altra cosa. Tra l'altro, insomma, girone A di Serie D, ricordiamolo il Vado, hai detto, hai già parlato un po' del rendimento della vostra squadra, girone molto molto complicato storicamente, insomma, i primi gironi a livello di lettere, ecco, della Serie D sono considerati da tutti davvero quasi la C2 di un tempo, cioè nel senso arrivano a dei livelli addirittura anche da bassa Serie C1 in qualche modo, tanto siano competitivi, combattuti, essere in testa alla classifica con così tanti punti di vantaggio sulla seconda, tu hai detto forse neanche noi ci aspettavamo di partire così bene, però è chiaro che insomma, non siete una squadra costruita a caso, ecco. No, il direttore quando ha scelto noi come giocatori sapeva che di puntare a un campionato di vertice, insomma, perché comunque hai giocatori importanti sia davanti, sia in mezzo al campo, sia in difesa, quindi sono tutti giocatori che in primis hanno vinto, hanno giocato in piazze importanti, e poi è stato bravo anche a trovare, oltre che i calciatori, delle buone persone, delle ottime persone che riescono a stare insieme e condividere uno spogliatoio, perché tante volte prendi tanti giocatori che hanno vinto o comunque giocatori forti, e poi insieme non riescono a formare una grande squadra per tantissime cose. Invece il direttore è stato bravo, secondo me, oltre che alla società, a trovare delle ottime persone, degli ottimi uomini da poter insomma, percorrere questo campionato. Davide, prima di passare la palla poi anche a Luca, ti chiedo, l'anno scorso e anche per metà della stagione precedente eri nel girone B con la Pro Palazzolo, differenze che hai notato, perché appunto, come dicevo prima nella premessa, A, B, C, in parte anche il D sono considerati insieme al girone poi delle campane delle siciliane, quelli più complicati anche da vincere, per le partite da giocare, per la competitività anche che c'è tra le varie società. Che differenze hai notato? Allora, secondo me, rispetto al girone B dell'anno scorso, che era con Palazzolo, c'è secondo me un fattore importante, che secondo me c'era un po' più di qualità rispetto al girone A, quindi il girone B forse. Poi dipende anche dalle squadre che mettono dentro il girone, perché magari ti capita quest'anno che nel girone A ci sono tutte le ligure e tutte le piemontesi, e il prossimo anno invece magari tante ligure le smezzano e le mettono nel girone B. A parte questa cosa qua, la differenza che ho visto dalle prime giornate di quest'anno a quelle magari dell'anno scorso, che probabilmente nell'altro girone c'era un pizzico in più di qualità, cosa che però invece magari qua in questo girone qua mancano un po' di strutture, quindi tante volte vai a giocare in dei campi in cui non sono ottimali come nel girone B e fai un po' più fatica, quindi diciamo che alla fine dove la tiri, la coperta è corta, e quindi le difficoltà, se non sono in un modo, sono in un altro. Luca, Allora, io ritorno indietro, Davide, ai tuoi inizi come calciatore, perché ho visto un po' di primavera Juventus, insomma, avevi sicuramente dei compagni di squadra, mi viene da pensare a Audero, mi viene da pensare a Vogliacco, ma se ho capito bene, perché ci sono pareri contrastanti, però tu hai avuto come allenatore Grosso alla primavera della Juve? Sì, io sono arrivato, cioè ho iniziato la primavera della Juve, siamo andati in ritiro, e io appena sono arrivato sapevo che iniziava la trattativa col Cagliari, quindi io l'ho vissuto a Esatto. grosso, l'ho vissuto 10 giorni, Ecco, perché esattamente. la domanda era collegata anche
alla partita che è il Cagliari domani contro il Sassuolo, con allenatore grosso, 10 giorni sono pochi, però ti chiedo se c'era già comunque un'impronta di un allenatore che è stato un grande calciatore, lo ricordiamo tutti, ma che poi avrebbe trovato comunque spazio anche in una squadra di Serie A. Ma sappiamo benissimo che comunque essere un mister di una squadra di giovane è completamente diverso da fare un mister di una prima squadra comunque, quindi è completamente diverso. Però la cosa che io notavo di lui è che comunque in ogni cosa che faceva ci metteva impegno, passione. Forse è anche vero che erano i primi anni in cui lui allenava, Infatti, però ci metteva tanta attenzione, molto generoso anche nello spiegare e cercare di insegnarti un qualcosa. Questa è una cosa che io ho notato, e cercava sempre dai ragazzi un qualcosa in più, un qualcosa in più da poterli spingere oltre. Quindi era uno che ti faceva andare oltre le difficoltà, oltre i limiti, era importante per me e anche per i ragazzi. che il collegamento poi è il fatto che comunque tu arrivi a Cagliari primavera, però in prima squadra c'era Pisacane, che è l'attuale allenatore del Cagliari, e Esatto. quindi c'è questo collegamento, diciamo, con i tuoi inizi di carriera e con due personaggi come Grossi e Pisacane che domani si affrontano nella sfida tra Cagliari e Sassuolo, cioè due allenatori, comunque anche Grosso è vero, ha un po' più di esperienza, ma nemmeno più di tanta rispetto a Pisacane. Pisacane proprio all'inizio, però Sì, se andiamo a fare un probabilmente. confronto, Sì, probabilmente Pisacane proprio all'inizio, cioè, è anche vero che lui è partito dal settore giovanile Pisacane e ha portato subito dei risultati comunque importanti in Sardegna. Ritrovarsi, secondo me, io penso che Pisacane invece è diverso da Grosso, è uno molto più, come si dice, un po' emotivo, un po' caloroso, napoletano, quindi è uno che spinge tanto e si vede, c'ha la cazzimma, cose che invece magari a Grosso non riuscivo a vederla. ok, Fra? No, Giampa, visto che Luca ha parlato di quando c'è stata la trattativa appunto per portare Davide dalla Juventus al Cagliari, tu all'epoca, nelle tue 1000 vite fin qui vissute, eri insomma a Sardegna Sport, uno dei giornalisti di punta, il più pruriginoso, si può usare, chiedo anche alla nostra Roberta Marungio che sta leggendo, ci sta seguendo, se pruriginoso può essere un aggettivo adatto a definire il nostro Giampaolo. Ci racconti quel periodo? Ci racconti quell'estate, quei giorni, quelle settimane? Guarda, il termine esatto era il più stronzo, non so se siamo in fascia Vabbè, protetta. ma scusa, ma anche tu, cioè veramente questa è la No, ma settimana ne delle sono parolacce. Vabbè, consapevole. abbiamo capito, vabbè. Dopo Ivan, ecco, pruriginoso è perfetto per Gianpa, dice giustamente Roberta, con la N maiuscola. Guarda, approfitto di questo spazio, credo di averlo già detto, Però non per insultare Roberto. No, Almeno ci mancherebbe. No. meno male. Che io, nonostante l'amicizia con Davide, sono stato probabilmente l'ultimo a sapere di questa cosa, perché all'epoca tante persone erano convinte che, sai, il rapporto di amicizia con una persona, ma tu sai bene, si dice sempre che la moglie è l'ultima a sapere di avere le corna, ecco. Il rapporto con Davide e le notizie del calcio era un po' questo. Nonostante noi fossimo amici, io di questa trattativa lo sono venuto a sapere dopo Di Marzia, dopo Pedullà, quindi riuscivo magari ad arrivare prima in altre notizie piuttosto che quelle delle persone che mi erano più vicine. Poi chiaramente ricordo il periodo, ti puoi immaginare per l'emozione anche di poter raccontare una trattativa del genere. Era proprio quegli anni in cui Sardegna Sport era ad alti livelli sul mercato, e ricordo esattamente i giorni frenetici di quella trattativa, sia dal punto di vista, diciamo così, professionale, sia anche dal punto di vista umano.
Se posso, volevo fare anch'io un collegamento, ritornando alla domanda che Luca ha fatto a Davide, perché ho anch'io due aneddoti che mi legano sia a Pisacane che a Grosso. Pisacane ricordo, per farti capire quanto ero, ed eravamo kamikaze all'epoca su Sardegna Sport, quando è stato accostato per la prima volta al Cagliari, lui fedelissimo di Mister Rastelli, io gli scrissi su Twitter e lui mi diede conferma. Avevamo messaggiato per una decina di giorni su Twitter. Poi, una volta che ha firmato per il Cagliari, devono avergli detto chi fossi e non mi ha mai più rivolto la parola, né sui social né personalmente. Questo Pisacane. Invece Perché ti ha ricordo... conosciuto probabilmente. Sì, sicuramente gli hanno detto guarda, lui proprio lo devi evitare. E Esatto. purtroppo ho cancellato il profilo Twitter, altrimenti vi avrei dato anche le prove delle chat. Mentre per quanto riguarda Grosso, non direttamente lui, ma il figlio, che da poco ha segnato il suo primo gol tra i Esatto. professionisti, nella mia breve parentesi da osservatore sono andato a seguire il Selis, torneo Selis ormai famosissimo, una finale a Olbia Milan-Juve, e c'era il figlio che era veramente forte, un 2006 che mi aveva colpito, tant'è che avevo fatto anche una relazione su di lui e l'avevo un po' perso di vista in questi anni, sai, cambiato squadra e poi spesso aveva seguito anche il papà, e l'ho ritrovato felicemente tra i professionisti e penso che abbia anche mantenuto le promesse che si portava dietro già all'epoca. Parleremo poi, Giampa, anche di questa tua altra parte di carriera, diciamo così. No, voglio tornare da Davide per chiederti, in maniera molto onesta e sincera, se ti manca o meno il professionismo, perché comunque, ricordiamo appunto, tu hai iniziato 2 stagioni fa, l'ultima stagione tra i professionisti con la Pro Sesto, poi si è passato alla Pro Palazzolo, quello che abbiamo detto prima, no? Cioè tra la Serie C in alcune piazze e la Serie D, soprattutto in quei gironi di cui si parlava prima, la differenza è molto sottile, però ti chiedo se ti manca quel mondo. Beh, mi manca più che cioè perché c'è da fare attenzione tra il mondo professionistico e il modo di fare il professionista, perché io anche in Serie D mi sento un professionista a tutti gli effetti. Faccio le stesse identiche cose che facevo quando giocavo in C, mi sveglio allo stesso orario e vado a dormire allo stesso orario né più né prima né dopo di come facevo prima. Il cibo è rimasto invariato, è rimasto tutto uguale per me, non ho mai cambiato nulla, mai cambierà nulla, perché non può dipendere solo da una categoria il tuo modo di vivere e sentire le cose. Questo è quello che so. È certo che quando sei in C piuttosto che in B è molto più facile che ti vengano a vedere, è molto più facile che tu possa andare su, è molto più facile un po' tutto. In D probabilmente è una categoria che non viene seguita tantissimo, almeno che non vinci. Quando vinci salgono tutti e dicono ah, hai visto. Quindi io l'unico modo di poter tornare in questo momento sopra nelle categorie più su è comunque vincere un campionato. E quindi ci spero, mi manca solo l'idea lì del professionista, del professionismo. Quindi diciamo che mi manca, ma non troppo, diciamo. No, il discorso infatti era proprio quello, cioè anche proprio dal punto di vista mediatico, cioè la Serie C, lo sappiamo bene, viene seguita da Sky, cioè ci sono le partite in diretta ogni Certo. settimana, tutte le partite, quindi comunque in un modo o nell'altro, che tu sia a casa tua, che tu sia in giro con lo smartphone, se hai un abbonamento ti puoi vedere una partita di Serie C da qualunque posto, mentre in Serie D, come giustamente hai detto, è un po' più difficile, ecco, perché conosciamo bene anche quelli che sono anche da un certo punto di vista anche le difficoltà, appunto, che molto spesso in Serie D
molte società hanno per cercare di essere molto popolari. No, voglio tornare sulla stagione di quest'anno. Tra l'altro c'è anche un altro sardo con te, che è Michele Pisano, con grande esperienza, no? Sia in Serie C che in Serie D. Allenatore di grande esperienza come Roselli, quali sono anche le ambizioni del Vado a lungo termine? Perché in questo momento hai detto, chiaramente sappiamo di aver costruito, cioè che è stata costruita una squadra per fare bene, siamo soltanto però forse al primo quarto di campionato o al primo terzo di campionato, però la stagione è lunga in Serie D, è ancora più lunga secondo me. Diciamo che l'obiettivo non si sono nascosti dietro un dito dicendo vogliamo stare al vertice, cioè loro hanno costruito, speso, investito cifre importanti e l'idea è sempre stata quella: tu sei qua perché devi vincere il campionato. Questo discorso l'hanno fatto con chiunque, quindi l'obiettivo è molto semplice, cioè arrivare primi il più presto possibile e basta, quindi quello è l'obiettivo e non ci dobbiamo nascondere. Ok, non guardi la classifica, vuoi viaggiare a fari spenti, le prime 10 partite, dopodiché se sei già un po' sopra non ti puoi più nascondere, devi prenderti responsabilità e ogni domenica cercare di portare a casa i 3 punti e basta. Quindi è questo un po' il succo per me. Sono molto scettico nel dire sì, non è, abbiamo fatto la squadra così. No, abbiamo fatto una squadra per vincere, devi vincere il campionato, c'è poco da girare, insomma. Allora, andiamo su una domanda. Nico che dice: confermo che Giampaolo esaltava Arras già da ragazzino. Quando venne a Sant'Elena di Sinai, parlava solo di lui e non ci aveva visto male. L'hai letto? Sì, sì, ho letto. Confermi? Confermi? No, stavo cercando di capire chi l'ha scritto Nicola perché ha puntato. sì, sì, ho capito poi chi è Nicola. Sì, sì, è una cosa che mi hanno sempre rimproverato. Chi mi conosce sa che l'ho sempre esaltato. Vabbè, ripeto, questo al di là del rapporto. Io l'ho conosciuto da ragazzino, se ci sono state squadre che già da quando aveva 14 anni hanno puntato su di lui, penso che non siano tanti ragazzi che dalla Sardegna facciano il percorso che ha fatto lui. Hai nominato anche tu la primavera della Juventus, quindi posso dire con orgoglio che probabilmente non ci avevo visto così male, ecco. Assolutamente, sono Saluto Nicola d'accordo. anche perché ho riconosciuto, sono andato proprio a leggere chi fosse, perché è un ragazzo che ho conosciuto quando all'epoca ero ancora solo un tifoso del Cagliari sui classici forum dove ci si confrontava. Perfetto. Invece a Davide chiedo com'è giocare col fratello di Balotelli? Allora, è un giocatore fisico, Mm. è estremamente fisico e domenica ha dimostrato anche di avere uno strappo incredibile perché è partito dalla difesa e ha chiuso in attacco facendo gol. È uno che ti dà sicurezza dal punto di vista fisico perché è veramente strutturato. Quando è in giornata si porta la squadra sulle spalle, ti fa vincere le partite, comunque ti dà l'opportunità di vincere le partite, questo sì. È una persona che in spogliatoio tante volte mette buon umore, quindi questo è lui. Poi non voglio parlare del personaggio, parlo del calciatore perché è quello che Certo. ci interessa di più a noi, soprattutto come compagni di squadra. È una brava persona che veramente sa stare al gioco, sa ridere, sa fare gruppo, questo sì.
Quindi un uomo spogliatoio comunque. È un uomo spogliatoio, assolutamente sì, e poi ha le sue caratteristiche, le sue qualità che in questo momento sta veramente dimostrando. Ma noi siamo così, siamo 4 punte, tanto forti, gireremo a ruota, quindi è giusto che tutti mettano il 100% perché ci sarà bisogno veramente di tutti e lui in questo momento lo sta facendo. Fra? Sì, ti volevo chiedere, Davide, spero che i trapani in qualche modo non siano così fastidiosi. No, se stai seguendo il Cagliari in questo inizio di stagione, si è visto le ultime partite, insomma, un commento sull'inizio di stagione del Cagliari. Io ho parlato prima che iniziasse la prima del campionato con Giampaolo, appunto, gli ho detto quest'anno il Cagliari arriva tra le prime 10. Perché secondo me è un mister che può dare tanto in una piazza del genere, soprattutto perché ha personalità e a Cagliari secondo me mancava uno che tirasse fuori anche quel qualcosa in più dai giocatori. Secondo me lui è una delle persone che ci può riuscire, anche perché è sempre stata a stretto contatto, è sempre stata nel Cagliari ormai da anni e quindi è molto affidabile. E poi anche guardando la rosa mi dava l'impressione che potesse comunque fare un campionato diverso dagli ultimi. E quindi sì, ho visto anche qualche partita e ti dico la verità, ci sono alternato, ma ormai tante volte il Cagliari è un po' così, alterna delle prestazioni ottime a delle prestazioni un po' particolari, in cui un po' anonime. Però comunque è anche vero che è una squadra giovane, quindi ci può stare. Secondo me comunque quest'anno farà un buon campionato. Va bene, Davide, guarda, siccome ti abbiamo promesso 15-20 minuti, siamo andati abbondantemente lunghi, ma è colpa di Giampaolo, lo sai, insomma, quindi sai che non è colpa nostra. L'ultima domanda che ti chiedo, il tuo auspicio personale per questa stagione, l'anno scorso è fatto molto bene, diciamo, con la Pro Palazzolo anche dal punto di vista dei numeri, riconfermarsi, migliorare, tornare in Serie C con fine campionato, insomma, sentiti libero di rispondere quello che ti senti. No, il campionato dipende da fattori, quindi non voglio metterlo come priorità. Mi auguro solo di star bene fisicamente, perché quello che comunque negli ultimi anni un po' mi ha penalizzato, quindi mi auguro di star bene fisicamente, mentalmente, come sono adesso, come sto adesso, e di continuare così, e poi tanto i risultati arriveranno, non c'è nessun dubbio. L'ultimissima curiosità, ma nello spogliatoio in sede, insomma, la vedete la Coppa Italia vinta più di 100 anni fa? Cioè, Sei ci sono riuscito tutte a le vederla, a foto, toccarla, hai fatto le foto? ci sono tutte le foto insomma, dei giocatori che l'hanno vinta, e poi c'è sì, una stanza in cui c'è anche la Coppa, sì. Non l'abbiamo Fantastico. toccata perché è talmente in alto che è impossibile In alto, arrivarci, però è lì. Però adesso giustamente è una cosa da inseguire, un monito anche, è un modello da seguire. Va bene, Davide, Assolutamente. grazie davvero di essere stato con noi. Anche per te vale sempre l'invito che facciamo a tutti i nostri ospiti, cioè magari ci sentiremo più avanti. In ogni caso, per continuare a seguire le gesta di Davide al Vado, oltre ai social, chiaramente potete seguire anche la nostra rubrica Sardi on the Road, che ogni settimana si occupa di monitorare tutto il rendimento dei calciatori sardi che appunto giocano fuori dall'isola. Quindi Davide, grazie davvero, ci vediamo Grazie presto. a voi. Un abbraccio. Grazie a voi. Ciao. Buona giornata. Ciao. Eccoci qua, siamo rimasti in 3, diceva quello. Tra l'altro, non so, Giampa, se tu lo sapevi, che nel 21-22, quando il Vado ha vinto la Coppa Italia, Luca Di Leonardo era già lì che faceva il reporter, cioè aveva scritto 1821, nel 1822. calcio illustrato era Luca Di Leonardo il cronista di punta.
Va bene, allora Giampa, ti teniamo un'altra decina di minuti se per te va bene, anche perché, ripeto, ci sono tante cose e tanti aneddoti da raccontare. Intanto il sottopancia che ti abbiamo opportunamente corretto da Luca Di Leonardo, che aveva non opportunamente sbagliato all'inizio, si scherza ovviamente, no, podcast Facci un giro, per quello che dicevo, cioè tra le tue tante cose fatte in questi anni, appunto dall'attività giornalistica a quella di allenatore, all'osservatore, tante altre cose, c'è anche quella di aver avuto questa bella idea, quanto è oramai? 1 anno e mezzo fa, più o meno, Sì, giusto? sì, più o meno. Un No, anno e mezzo intanto fa. ne approfitto per ringraziare Davide che non ha detto cosa ho risposto io dopo che mi ha confidato che il Cagliari sarebbe arrivato tra le prime 10. Per fortuna non ha detto la mia risposta. La potete immaginare, però ho temuto che per un attimo dicesse... Non ha spoilerato, per Esatto. fortuna, dai, per fortuna non ha spoilerato. No, dicevo, Giampa, parliamo un po' di Facci un giro, cioè di questa idea. Tra l'altro ho visto ultimamente, rispetto a quando sono venuto io, un po' di mesi fa, che si è passato dalla birra all'acqua in maniera abbastanza... Ho capito la svolta salutista, però, insomma, dai. Allora, partiamo dall'inizio. Anzi, partiamo dalla fine. La svolta della birra. Io ho pensato al titolo Facci un giro perché la chiacchierata del podcast doveva, diciamo, imitare una chiacchierata al bar. I sardi al bar passano tanti momenti della giornata, quindi mi aspettavo che qualcuno volesse bere una birra in maniera ovviamente controllata, non dico di bere. E invece ho notato che forse il connubio alcol o birretta e sport non piace a tanti. Tant'è che a parte te e altri 2 o 3 guardaci, le birre subito. E invece poi ospiti... ultimamente... No, vabbè, molto dipende anche dagli orari in cui vengono registrate. Vabbè, quindi certo, questo chiaramente spesso molti sono liberi il sabato mattina, magari alle 9:30 a bere una birra non è proprio il massimo. Certo, tu non avevi avuto grossi problemi, però gli altri... Vabbè, ma era pomeriggio, ma era fine erano le 8 del mattino, di la verità. Sì. Non sono a quei livelli, era fine mattinata. Era fine mattinata. Dopo di te è venuto un altro personaggio, basta andare a vedere, diciamo, gli sfondi e si vede, che mi ha detto: io però sono molto timido, quindi magari se una birra me la posso bere prima. Quando è finita la puntata mi ha detto: se dura altri 10 minuti non riesco più a parlare. Perché vuoi lo stomaco vuoto, vuoi un po' la tensione, la birra stava iniziando a fare effetto. E comunque Mauro Garau, che insomma salutiamo ovviamente, che anche un altro dei tuoi ospiti insieme a Roberto Rubio in una delle ultime puntate, dice: la personalità si vede di mattina, e c'ha ragione Mauro. Sì, poi sono venuti Mauro e Roberto, ti puoi immaginare, è stata la prima puntata in cui anziché avere un ospite eravamo in 3. Io ho ben pensato durante la presentazione di nominare Menage à Trois. Ti puoi immaginare, conoscendo Mauro, le allusioni che ha fatto per i primi 10 minuti della puntata. Vabbè, ma colpa tua però, scusa, sì, sei stato poco furbo. In effetti dovrei conoscere conoscendo i personaggi da prima, insomma, giustamente poi, non... Ti racconto un altro piccolo aneddoto. Da quando abbiamo iniziato, tu sei stato uno dei primi, io mi sono messo a dieta e ho perso un po' di chili. Un mio familiare ha visto una puntata, tu sai che non vanno in diretta, quindi a volte quando c'è il periodo ne registriamo diverse, e un mio parente mi ha chiamato e mi ha detto: ma hai ripreso qualche chilo? E io ho detto: no, perché? Ho visto una puntata, non ti rende giustizia la televisione? No, l'ho registrata 3 mesi fa la puntata. Quindi per farti capire i dietro le quinte di una puntata, cosa tutto, non è solo l'intervista, no, giusto per rendere anche giustizia al podcast. Come ho spiegato, ti ho detto quando sei venuto ospite, l'idea è nata perché io sono un appassionato di podcast
indicativamente di podcast di true crime, ma chiaramente non avendo gli strumenti per poter parlare in maniera, diciamo, completa di true crime, lo sport che nonostante non sia chiaramente Federico Buffa, un pochino l'ho bazzicato nella mia vita e quindi mi trovo più a mio agio a parlare di sport che di true crime. E mi sono voluto concentrare sullo sport sardo perché a parte 131 e a parte poche altre realtà, spesso ci sono storie, questo chiaramente a mio giudizio, molto belle che andrebbero raccontate, ma che chiaramente non trovano spazio sui quotidiani o non trovano spazio negli organi di informazione che chiaramente facendo appunto informazione parlano più dello sport vissuto, del calcio giocato, dei risultati. Io invece volevo dare un taglio un po' diciamo personale. Infatti tutti gli sportivi che vengono parlano chiaramente del loro sport, della loro carriera, ma anche di qualcosa di personale. C'è chi ha raccontato barzellette, c'è chi ha raccontato aneddoti Beh, particolari. ce l'hai fatta a chiedere la barzelletta, cioè, poi, Sì, poi quando c'ero io cioè, mi hai fatto veramente rovinare no, è l'immagine nata e che già era morta. ampiamente rovinata, era già ampiamente rovinata. È morta dopo la tua barzelletta, ho capito che Meno forse non male, era il caso di meno continuare. male, meno No, a parte gli male. scherzi, ho scoperto per esempio, per citarne uno, che Daniele Molino è stato campione regionale di golf, cosa che io non solo non sapevo, ma non avevo mai neanche sospettato. Ho visto un gigante con una grande carriera come Emerson commuoversi ricordando i suoi genitori in Brasile che lo seguivano. Ecco, io mi ritengo soddisfatto quando dopo una puntata l'ospite mi ha dato qualcosa. E lo dico sempre, che la puntata la fa molto l'ospite. Il fatto di vedere questi personaggi, chi più chi meno, che si scordano delle telecamere e raccontano cose o si emozionano, vuol dire che io ho ottenuto quello che era lo scopo iniziale di Faccio un giro. Come hai detto tu, andiamo avanti da un anno e mezzo. Adesso stiamo cercando di contattare sempre più persone. E la cosa bella è che prima ho invitato gli amici e adesso invece la gente che è qualcuno che si propone, ma ti interesserebbe, e quello vuol dire Bello. che dai, qualcosa di buono la stiamo facendo. Ho promesso. Ci siamo sentiti anche con Roberto Pinna, un giorno dovrà venire anche Roberto. Esatto. A proposito di birra, giustamente. Io credo che con Sì, Roberto la bottiglia di birra sia ovviamente da buon sassarese sia obbligatoria. No, più che altro stai parlando al plurale, ricordiamo perché. sto parlando al plurale perché io sono quello che ci mette la faccia e tutto il resto del corpo, ma non sono l'unico. C'è una persona che è Gianni Langiu e la sua GL Produzioni, che è un signore che non si vede mai, ma è quello che fa le riprese, che cura la regia, che praticamente si smazza il lavoro manuale, mettiamola così. E lo ringrazio, ne approfitto anche per ringraziarlo, magari non glielo dico mai perché comunque fa un lavorone. Come dico sempre, noi non facciamo tagli, praticamente la puntata va in onda integrale, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso, tipo che ogni tanto si sente il suono della campana, che però lasciamo sempre, quindi è tutto in diretta, è un'ora circa di registrazione e Gianni è quello che poi taglia gli highlights, sistema la puntata a livello di volumi e di luci, insomma, voi che fate queste cose sapete cosa tutto c'è dietro. Certo. Soprattutto perché poi l'auditorium dove vengono registrate le puntate è esattamente sotto la chiesa di Berchida, Sotto quindi la chiesa. è sotto il campanile della chiesa di Quindi Berchida, quindi puntualmente diventa difficile non sentire o non far sentire la campana. Quindi, allora, questo ovviamente è il momento spot. Iscrivetevi, andate su YouTube o su Spotify, insomma, dove preferite, o su entrambe le piattaforme, un po' come chiediamo sempre noi, per iscriversi. Faccio un giro, come state vedendo, ora lo vedete, ecco, non c'è molto da sbagliarsi, anche perché come dice sempre Giampa, per voi mettere un like, iscrivervi
costa un secondo, per noi invece è molto molto prezioso. Stato bravo? Ho Sì, imparato la ne lezione? approfitto. Guarda, mi hai dato un assist perfetto. Mi scuso Ecco. perché ogni volta che riascolto le puntate mi rendo conto di sembrare un imbecille quando presento l'inizio della puntata, perché è l'unica cosa preparata. Io invece mi trovo a mio agio quando devo parlare normalmente, quindi ogni volta mi riascolto e non mi piace mai. Proprio Vabbè, quando dico ma per voi un minuto, lo fa Gazzoli, scusa, cioè lo fa Gazzoli al basement, lo puoi fare tranquillamente anche tu, senza nessun sì, tipo di sì, problema. Poi si fa io all'inizio in questi casi perché almeno in quei secondi sei sicuro che la gente ti sta guardando e quindi resta almeno i primi minuti, Compresso, sì. soprattutto poi quando sono podcast lunghi come i tuoi, almeno Guarda, lì, no, sai che l'attenzione è massima. io a lui invidio l'introduzione e lui credo che a noi invidi gli ospiti. Non Credo credo che anch'io, nessuno dei credo nostri... credo anch'io, sinceramente credo anch'io, assolutamente, ma anzi io gli chiederei se è possibile di invitare te, arrivati a questo punto, perché Ma giusto anche per magari. sollevare un pochettino anche il tenore appunto degli ultimi ospiti. Ovviamente si scherza. Mandiamo un grande saluto a Gianluca Gazzoli. No, prima di andare a parlare di pallone invece e di giornalismo, perché c'è un paio di domandine per te. Luca, hai qualche curiosità da chiedere a Giampa? No, vabbè, io andavo direttamente sul Cagliari perché a questo punto c'è la curiosità di capire qual è stata la tua reazione Non si deve dopo che dire. Ma perché ci vuoi fare chiudere? Cioè, io non capisco questa tua... secondo me questa lui, tua... secondo me Giampa è convinto che il Cagliari possa andare in Champions e quindi ha detto, ma perché Sì. così poco? Decimo Sì, posto. si vede quanto conosci Giampaolo proprio dopo questa risposta, dopo ancora si vede Giampa No, no, diplomazia, che è la tua arte, è la tua dote principale soprattutto. no, chiaramente non ho detto così. Io non sono per niente d'accordo con Davide, ma è un mio... Cioè è un mio cruccio. Purtroppo non sempre la sincerità paga, quindi me ne esco con una risposta così diplomatica. Ok, Bravo, è una risposta vedi. non da te, e Ecco, attendo anche su questo non il vuol far commento di Roberta chiudere. Marongiu su questa tua risposta, perché voglio un aggettivo anche per questa tua risposta. No, invece Giampa, no, ti volevo chiedere intanto anche un po' l'orgoglio che spesso emerge quando uno dei giocatori che tu hai osservato, che tu hai segnalato al Cagliari, fa vedere qualcosa di importante, no? Perché ricordiamo, tu hai fatto appunto l'osservatore per il settore giovanile del Cagliari per un po' di tempo, e diversi giocatori poi da te segnalati sono ora chi nel professionismo o chi comunque si sta affacciando al professionismo. Non so se vuoi fare anche qualche nome, insomma, così giusto per completezza. Ecco, qual è la soddisfazione migliore e maggiore? No, guarda, tocchi un tasto dolente, nomi non ne faccio perché, perché poi c'è sempre qualcuno che si prende la paternità di altre cose. Ho già visto articoli, quindi preferisco non fare i nomi, anche perché se lo dico io che non sono nessuno, chiaramente sono di facile smentita. Chiaramente chi potrebbe dire sì, tu. Ma io appunto che lo so, guarda, è un po' l'esempio che ho fatto con Davide. Io ho il brutto difetto, questo difetto secondo le scuole di Coverciano, che insegnano a noi allenatori, perché io in primis ho fatto l'allenatore, a separare, diciamo, i rapporti i rapporti personali da quello che poi si chiede a un calciatore o quello che si vede in un calciatore. Quindi mi affeziono ai ragazzi che ho segnalato. Ce ne sono tanti che non sanno neanche della mia esistenza, con cui io non ho mai scambiato una parola, che però io ho visto nei campi e, a mio insindacabile giudizio, meritavano delle opportunità, e quando li vedi giocare a buoni livelli, ad avere contratti da professionisti, a segnare gol, chi più chi meno, perché chiaramente sai bene, questo lo vediamo un po' dal Cagliari, che le scelte in Sardegna sono un po' limitate, altrimenti il Cagliari avrebbe una rosa di 22 giocatori sardi.
senza nessun problema, e invece purtroppo non è così. Quindi già le scelte sono limitate. Ci sono quelli che fanno una carriera importante perché hanno una cosa che serve in tutte le cose della vita, che è la fortuna. Non bastano le qualità, non basta la voglia di allenarsi. Davide ha fatto l'esempio della differenza tra un professionista e uno che fa il professionista. Cioè, uno può fare anche la vita da professionista, si può allenare, può avere anche le qualità, ma c'è sempre una componente di fortuna, e per fortuna parlo di problemi fisici, infortuni importanti, anche il trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Quindi dico, Certo. arrivare ad alti livelli ha talmente tante variabili che poter dire a un ragazzo di 14 anni questo arriverà sicuramente in Serie A, credo che nessuno possa dirlo, a meno Certo. proprio di casi clamorosi. Clamorosi, Io, certo. io ricordo, faccio sempre l'esempio di Barella che venne a Berchidda, che aveva 10 anni, a fare un torneo di esordienti col Cagliari, e noi dell'organizzazione lo premiamo come miglior calciatore, e io con un amico commentai, cioè, questo per forza arriva in Serie A. E poi abbiamo visto che carriera ha fatto Barella. Però anche Barella, per arrivare dove è arrivato, ha avuto delle difficoltà. La retrocessione a Como, che avrebbe potuto distruggere chiunque. Un ragazzo così giovane, mandato in prestito dal Cagliari, che retrocede in Serie C, non sono tutti che riescono mentalmente a tirarsi su da un risultato così negativo. Lui ci è riuscito. Quindi quello che si prova è chiaramente l'orgoglio, e forse la cosa più bella è non conoscerli in quel punto, perché loro non sanno chi sei tu. Tu hai i ricordi, poi io sono uno di quelli che conserva tutto, tu lo sai, ogni volta che vedo qualcuno di quelli che ho segnalato, che ho seguito, ti scrivo sempre, perché visto che non Certo. lo posso dire a voce alta, almeno con gli amici posso raccontarlo. Assolutamente sì. Giampa, invece, per il discorso giornalistico, siccome poi, vabbè, quando sono venuto io ospite al tuo podcast, cioè, mi è dovuto fermare perché sennò probabilmente la puntata durava 6 ore e saremmo rimasti a parlare 6 ore senza problemi, secondo me tenendo anche alta l'asticella degli argomenti dell'interesse, con molta poca modestia. No, vabbè, battute a parte. Un aneddoto che si possa raccontare oggi a distanza di anni, che oramai è andato in prescrizione, del periodo in cui facevi il giornalista? Ma guarda, una delle cose che mi ha fatto più ridere, te ne dico una sul Cagliari e una che non riguarda il Cagliari. Vai. Prima volta da inviato, che poi inviato si presuppone che uno ti ci invii, io invece sono andato di mia spontanea iniziativa, perché Autoinviato. avevo il sogno di vedere come funzionava il calciomercato. Era gli anni in cui Di Marzio stava nascendo, e quindi sono andato all'Atta Hotel Executive a Milano a seguire il calciomercato. Mi sono accreditato, e se vi ricordate c'è stato un periodo in cui Marotta, che all'epoca era la Juve, per farti capire come cambia il mondo, adesso è il presidente dell'Inter, voleva prendere Nainggolan dal Cagliari, ma il Cagliari non lo voleva cedere, tant'è che in quella sessione presero Padoin. Quindi io giravo inseguendo Marotta da una parte all'altra, fin quando non ci ritrovammo in ascensore. Se non ricordo male aveva tipo 12-13 piani l'Atta Hotel, scesero tutti man mano, alla fine rimanemmo solo io e lui. Questo mi guardava come a dire: mi sta seguendo uno stalker. Gli ho detto: guardi, sono un ragazzo, ho usato la carta della pietà, sono venuto dalla Sardegna, mi può confermare? E lui mi confermò che Nainggolan non sarebbe andato al Cagliari. Questa è una che La riguarda carta il della Cagliari. pietà è bellissima comunque. Esatto. Mentre l'altra, tutti ricorderete il presidente Lillo Fotti, personaggio del La calcio regina. Di una d'altri volta. tempi, Esatto. che Bello. all'epoca era appunto presidente della Regina, e lui diceva a tutti che faceva mercato lui perché i suoi direttori non capivano niente, quindi immaginatevi già la fiducia nei suoi dipendenti, e voleva una punta, e uscì questa voce, sapete meglio di me che ogni tanto escono queste fesserie, che la Regina volesse la Rivei. Io, chi mi conosce sa, credo che sia uno dei calciatori, non me ne voglia Joachim, che è più odiato da tifoso del Cagliari. Cioè non mi spiegavo, per me tutti mi dicevano no, ma in allenamento, quindi
Io gli dissi proprio kamikaze, ma guardi, glielo porto io. No, non lo voglio. E subito dopo presero un altro, non ricordo neanche chi, uno di quegli attaccanti proprio sconosciuti, solo che al momento di firmare il contratto il buon Lillo non aveva una penna, quindi controllava la giacca. Alla fine io ero lì, mi prese la penna e firmò il contratto. Poi si girò verso di me e mi disse ridendo: guarda che se fa male mi ricorderò che ho firmato il contratto con la tua penna. Io sono scoppiato a ridere. Poi immaginatevi, per un ragazzo all'epoca poco più che ventenne, col sogno di fare il giornalista, va al calciomercato e vede queste cose, per me è stata l'apoteosi. Bello. Invece un aneddoto, ti chiedo un aneddoto dei tempi di Tutto Cagliari e uno di Sardegna Sport, a prescindere dal mercato e via dicendo. Allora, una cosa Vediamo che se mi ha quello di sempre... Tutto Cagliari può essere quello che mi ricordo io, dai. Ma aneddoto, parli di trattative di mercato? No, in generale, un ricordo che vuoi condividere con noi. Ma allora, di Tutto Cagliari ne potrei dire una marea. Chiaramente non posso fare i nomi perché non credo che sia andata in prescrizione, oppure è meglio non scherzare. Io non ero molto tenero nelle pagelle. Un giorno un giocatore del Cagliari famoso, non vi posso dire chi è, prese da me un voto in una partita contro l'Inter abbastanza basso, se non ricordo male 4-4,5. Non so se ricordate, all'epoca anche tutto mercato web funziona così: basta cliccare sul nome dell'autore del pezzo e poi scrivergli una mail. Giustamente, Certo. per la democrazia, immaginatevi quante ne ricevevamo di insulti. Mi arriva questa mail da un non precisato indirizzo dove vengo insultato. Ero inviperente, uno degli aggettivi che ricordo era che ero inviperente, e praticamente questa persona mi accusava di essere invidioso di questo calciatore del Cagliari sardo che aveva fatto carriera mentre io non avevo No. mai giocato neanche in prima categoria. Non so se si era preso la briga di andare a cercare, io sono di Berchida, perché il Berchida giocava in prima categoria, o se proprio per lui era il limite della decenza la prima categoria. Mi insultò. Questo successe per 2 o 3 partite. Poi il signore, evidentemente non proprio furbo, mi scrisse e anziché usare una delle mail fake mi usò la sua mail, quindi mi uscì nome e cognome e capì che era lui, perché il linguaggio era lo stesso, il calciatore che difendeva era lo stesso, e venni a scoprire da quella mail che era il padre del calciatore del Cagliari. Al che dissi, però, cioè, mi faceva ridere questa cosa. Una testata, con tutto il rispetto, appena nata, di giornalisti in erba, che non conosceva nessuno se non i propri parenti, che crea un disagio così grande a un genitore di un ragazzo che gioca in Serie A, che potrebbe avere tutto quello che vuole, figurarsi se una pagella di Giampaolo Gaias all'epoca di Tutto Cagliari poteva rovinargli una carriera, che poi ha fatto un'onesta carriera. Quello di Tutto Cagliari è questo. Quello di Sardegna Sport che mi viene in mente sono, lo vedo anche da 131, i commenti delle persone sui social. Credo che non ho mai ricevuto così tanti insulti in vita mia. Però tra i tanti insulti nasceva sempre il genio. C'erano le persone che si dividevano, c'erano quelli a cui magari io stavo più simpatico e ci consigliavano i giocatori che secondo loro sarebbero serviti al Cagliari. Ce n'è uno famoso, l'abbiamo nominato anche con Francesco nel podcast, era un signore di Gesico che aveva Chissà un se è ancora italiano un po' vivo. stentato, e lui ci Speriamo consigliava di sì. giocatori improponibili per il Cagliari. Uno che consigliava sempre, per esempio, era Balotelli, ma non il Balotelli di adesso che non gioca da anni, il Mario Balotelli dell'epoca, forse dopo l'esperienza Sì, a sì. Liverpool, chiaramente giocatore irraggiungibile per il Cagliari. Chiedete al presidente se può comprare questo, chiedete al presidente se può comprare l'altro. Chiedete, Quindi questi punto, sono... a, Se punto, poi vuoi presidente, ricordare qualche punto, aneddoto in particolare che a Celino, me mi sfugge, perché guarda, punto, ce ne sarebbero per far durare la trasmissione un paio d'ore.
No, questo che dici tu scriveva sempre così. Chiedete punto al punto presidente. Non ti sto Questo era- sentendo, Fra. Però mi senti Luca tu? Sì, io ti sento, sì, assolutamente. Non ci Giampa, senti più? Non ti non ci sento. senti? Ma nessuno dei Luca lo due? senti? A me senti? Mi senti? No, no? No, adesso Basta. esce e rientra. Vediamo un C'è po'. stato sabotaggio dopo questi aneddoti. Questo aneddoto è clamoroso perché effettivamente l'abbiamo raccontato nella puntata Che nella mi sua vedrò. puntata. Che mi vedrò. Questo che diceva era chiedete punto al punto presidente punto celino punto di punto comprare punto Balotelli punto e poi c'era Cirio Mobile Ah, Cirio. E che era Cirio passata per Cirio Ace. Immobile. Anche lì, figurati, si parla di Cirio.mobile. quegli anni, un altro Roba fantastica. arrivabile, Ma a direi. proposito di questi aneddoti, che ha ricordato tra l'altro Roberto Rubio, che salutiamo, nella puntata appunto con Mauro Garau, vediamo un po'. Sta entrando? Però non lo vedo. Eccolo. Eccolo. Ci sei adesso? Sì, Mi sì, senti? non ti sentivo Riproviamo. più. Sì, sì. Ah, ok. No, dicevo, ho ricordato l'aneddoto del chiedete punto al punto presidente punto celino punto di comprare punto e l'altra cosa fantastica era la famosa cosa del maialino che è stata ricordata da Sì, Roberto. Chiedo a te da di Roberto. ricordarla per quanto riguardi me, però chiedilo, cioè dillo tu. All'epoca il Milan comprò un giocatore del Mali, com'era il nome? Traoré. Forse Sissoko. Ah no, Traoré, Traoré. famoso, Sì. un grande cervello che con Young fermato dai carabinieri disse che stava guidando Traoré per non avere la patente ritirata. Comunque il Cagliari gioca contro il Milan e Francesco, che chi lo conosce sa bene quanto odi fare le pagelle, Già. fece le pagelle di questa famosa partita e nel giudizio di Traoré, ora non ricordo neanche cosa scrisse di preciso, comunque lo definì il centrocampista maliano, chiaramente di origine del Mali. Uno dei nostri lettori che non era chiaramente sveglissimo, probabilmente aveva anche problemi nel leggere, si offese e disse a Francesco che doveva essere rispettoso, perché dire centrocampista maialino a un calciatore come Traoré era insultarlo. Lui, anziché leggere Magliano, lesse maialino e quindi È successo. lo sgridò, diciamo. Tutto questo è successo, vi posso garantire che è successo. Ma c'è lo screen di questo. Da qualche parte magari c'è trovarlo. pure. Da qualche Bisognerebbe parte magari la trovarlo. troviamo pure. Però, insomma, era la partita del... Forse è questo? Aspetta. No, figli, maialino, ce n'è Eccolo qua. No, forse non sai che non ha le pagelle Giampa, ma era la cronaca. Cronaca? Aspetta che l'ho Live? trovato, Eccolo qua. Attenzione. Aspetta, Eccolo, che questo tolgo il è. banner. 26 settembre 2012. E come vedete, pronti via, la vedo con il Maliano Traoré. Maliano, c'è scritto Maliano, non maialino. Giusto, insomma, anche a conferma. Ma ce ne sono capitate. Questa era simpatica, questa del maialino, tra l'altro appunto ricordata da Roberto Rubio durante la vostra puntata. Va bene, Giampa, intanto grazie davvero per essere stato con noi, per esserti trattenuto così a lungo. Grazie a voi. Iscrivetevi a tutti i canali appunto di Faccio un Giro del podcast, perché al di là della puntata nostra che eravamo ancora in rodaggio, Giampa, con il podcast, poi dopo un po' anche con gli ospiti successivi il tenore si è un po' più alzato, va detto no, ma era quello, bellissima anche la tua. Guarda che le puntate con i giornalisti piacciono un sacco alle persone che non conoscono un po' come funzionano queste dinamiche, la cosa delle pagelle, come funziona una trattativa. Sono state parecchio apprezzate e mi hanno scritto in tanti.
Beh, Ti qualcuno posso anche... spoilerare un Ecco, ospite che verrà a sì. breve, che stiamo Mhm. cercando di incastrare, che è un ex giocatore del Cagliari di Reia. Non ti posso dire altro. Molto bene, Mm. molto bene. Va bene. No, cosa ti volevo dire? No, io invece ieri ho visto su Videolina lo speciale su Cellino, su Massimo Cellino, la voce sarda, e mi è piaciuto molto, aggiungo, perché comunque ho apprezzato anche il format di lui che parla e poi in mezzo ci sono eh, contributi d'archivio, quasi tutti dal TG di Videolina degli anni. E ho pensato a noi in quel periodo, cioè quando si parlava di Sarenas, della cessione a Giulini, di quegli anni un po' precedenti, gli ultimi anni di Cellino fondamentalmente, che Sì, erano sì. gli anni in cui tutto Cagliari iniziava a essere già un po' più virale ed essere sul campo, e quindi ti ho pensato ieri, perché ho detto abbiamo vissuto dei momenti interessanti. Poi dico sempre, vedendo anche come invece si lavorava negli anni 90, nei primi anni 90, quanto sarebbe stato bello poter lavorare anche noi in quel modo, in quel mondo, però vabbè, chiaramente su quello non si può dire niente. Va bene, Vabbè, Giampaolo Davide Gaias. ha Vai, detto Davide. che il Cagliari arriva tra le prime 10, quindi potrebbe anche succedere. Tac. Mi sei piaciuto, tagliente come tuo solito. Giampa, grazie davvero di essere stato con Grazie a noi. voi, Mi raccomando, Grazie, iscrivetevi grazie. ai canali di Faccio un Giro, ci vediamo presto. Un buona abbraccio. giornata, ciao. Ciao. Ciao Ciao Giampaolo, Giampa. ciao ciao. Eccoci Eccoci qua, qua. eccoci qua. E anche oggi chiudiamo Sì. presto, sì. Credici. Oramai siamo diventati proprio in... No, che nel non è... frattempo mi ha inviato un messaggio il collega da Sassuolo. Mi dice, Sì? vabbè, mezzogiorno e mezzo, conferenza di Grosso, e fa sapere per il discorso infortunati, perché c'è da dire che Berardi è in Mhm. dubbio. Sì. Non è così scontato che possa giocare dal primo minuto, giusto perché qualcuno chiedeva nei commenti il discorso di Sassuolo. E potrebbe anche non giocare Pinamonti, perché dira. Con che dira? Sì, questo l'avevo letto Esatto. anch'io. Quindi Comunque, ci c'è tengo a questa salutare il situazione. grande Arrigo, mitico Arrigo. Ti vogliamo bene, spero che stia un po' meglio rispetto al passato. Rivederti qui è assolutamente bello, quindi un abbraccio forte al buon Arrigo. E ci sono anche altre domande. Dai, chiudiamolo con queste domande, Fra. Vai, Perché vai, è vai, giusto. Perché non li vai, abbiamo messi in visione. vai. Allora, Intanto c'era. c'è il Sassarese Medio che voleva darci il pronostico Esatto. Infatti sto su Arezzo Torres di salendo. Coppa Italia di oggi. Ci Quindi gli dica, chiedo ci di dica. darcelo. Vogliamo anche i marcatori, però, eh. Mica beh, certo. Se le cose deve fare tutto. Anche della Torres, eh. Non ti chiedo dell'Arezzo, però della Torres. Oppure 0-0 e te la giochi bene. Ecco, infatti, eccolo qua. Volevo un pronostico per Arezzo Torres. Lasciamo perdere questo, delirio oscuri di Waterloo. Incredibile. Allora, vedi, questa non c'è di tra quelli notati e segnati da Gaias, ma non li ha spoilerati, anche se un nome l'ha fatto. Allora, Che nome ha fatto? beh, Barella, scusa. No, ma La, la Barella po- mica Vabbè, era da comunque Salvatore. l'ha premiato comunque in un torneo che ha fatto. Sì, ma non Semplice. lavorava per il Cagliari. Allora, dov'era? Perché non lo trovo più quella domanda? Oggi siete stati Che veramente t'andisci tanti. io? C'era una cosa sulla partita. Buongiorno, il consigliere. No, questo no. Infortunati, ne abbiamo già parlato. Favore di Luperto, l'abbiamo detto. Dov'era? C'era un qualcosa sulla formazione. Non lo so. Se è quasi scomparso. Ma scherziamo. Aspetta, scusa, perché. Eccola qua. Buongiorno Abbiamo già Francesco, buongiorno risposto a Luca. questa. No, aspetta, allora è Sì, a sotto. questa abbiamo risposto. Mm, Su questa no. Questa Ah, no. questa no. Ma mi hai Questa messo no. quella di prima. No, perché era una consecutiva all'altra, sempre di Daniele.
Tipica ma importante domanda. Che partita vi aspettate domani? Coraggiosa, tendista, specchio o cosa? Ecco qual era. Ve lo dico stasera alle 19 durante la puntata della vigilia. E poi c'era Ilano che dice: ragazzi, si fanno troppe chiacchiere su partenti e misteri spogliatoio vari. Tutto per un po' di sana e giusta gestione. Parlo dei tifosi, lasciamoli sereni. E ci sta assolutamente. Poi, vabbè, Fabrizio, il nostro abbonato qui lo devo mettere, però io mi Quale? dissocio. Scambio figurina Panini LDL, campionato Serie A 59,60 falsa, con maglietta rosa con Zigola che fuma il sigaro, atteggiata a Che Guevara. Ti prego, questa per l'uomo meme, se ci sta seguendo bisogna fare la figurina di Luca Di Leonardo con ChatGPT, mi raccomando, perché insomma, è necessario uno sforzo Però- supplementare però e poi ci vuole- metterla esatto. anche su Instagram, ovviamente. No, Certo no. che sì. Scusa, non ho capito, bisogna darti Però voglio anche visibilità. Matteo che fuma il Certo. sigaro atteggiato a Che Guevara. Certo, ci facciamo questo commento così e poi le due magliette. Va bene. No, Grazie sensazioni, Tracada, grazie. al di là delle Magari. battute, io penso che possa giocare 4-3-3. Sia un po' per il discorso del fatto di Specchio. giocare in casa, oppure anche 4-4-2. Devo capire un po' sulla destra se entrambi Zappa e Palestra, se solo uno dei due, se Deio la recupera. E quindi dice Bisogna anche Obert capire- Idrissi a sinistra? O Obert Felici? No, Obert Felici. Mm. Obert Felici E i due? I due Esposito dove? Borrelli? Certo. Certo. No, io mi aspetto che tornino dall'inizio a dopo Luperto e Esposito, Beh, sì. senza problemi. Sì. Zappa D'accordo. me lo aspetto comunque in campo, perché se non c'è Deiole non c'è Mina, il capitano chi diventa poi? E quindi mi aspetto uno di loro. Ecco, chi vedo in panchina è Foloruncio. Mm. Mi aspetto Giornata Foloruncio di in riposo. panchina, sì, giornata di riposo, pronto a entrare E quindi anche Gaetano, dalla ovviamente. ripresa, perché- e anche Gaetano. che se giocava 4-4-2... Sì, bisogna capire sono Deiola e due. Mina, perché se ci sono, comunque almeno vanno in panchina. Ti direi al momento, poi magari stasera cambio, però Caprile, Mm. Zappa, Zeppedro, Luperto, Obert, Palestra, Adopo, Pratti, Felici, Esposito, Borrelli, che quindi poi diventa un 4-2-3-1 volendo, con Palestra e Felici, con Esposito Arti, dietro sì. Borrelli. Di nuovo Oppure se non Palestra gioca Lorenzo Ortega. Magari 4-3-2-1 con Palestra basso. E i due sempre a Sempre dopo e Zepp. Prati? No, a quel punto giochi a 3. Con Palestra basso giochi a 4 3. a Quindi 4-3-2-1, dopo ok. Prati, Deiola, a dopo Se Prati, recupera. Foloruncio, a dopo Prati, Mazzitelli. Non lo so. Lo vedresti Io mi aspetto Mazzitelli come turnover. mezzala? Vabbè, Prati ha fatto anche la mezzala, in allenamento, ti ricordo. Giocando con Mazzitelli Play. L'ultima volta che hanno fatto l'amichevole con la Primavera. Sì. C'eri anche tu. Sì, me lo ricordo. Però, sinceramente, non... Il problema è che non sappiamo alla fine chi recupera, perché con Deiola E recuperato appunto, allora lo sapremo cambia. questo pomeriggio, tanto. Guarda, Esatto, una volta che ci sono i convocati, poi, non avendo neanche la conferenza stampa, Esatto. al momento, Ci sta. secondo me, è difficile dare una risposta... E invece no, dice Tridenti invece Felice a sinistra, a destra Palestra. No, Esposito. Ma a quel punto il tridente diventa un tridente stretto, secondo me.
Esposito non lo vedo bene esterno. Ma Può fare perché? tutto, attenzione. Tanto va ovunque, Sì, esatto. Quindi può giocare libero di... tranquillamente del tratto. Mm, mm, mm. E te l'ho detto, in quel caso, se giochi con Palestra, gli fai lo spazio. Sì, certo. Io sto pensando più 4-3-3 a specchio come il Sassuolo. Ho questa sensazione. Mi auguro di no, ti dico la verità. Palestra, Mina, Luperto. No, ma Mina non recupera, ragazzi. Non penso che recuperi Mina. Palestra, Mina, Luperto, Idrissi mi piacerebbe. Poi a dopo Prati, Liteta, De Jong. Ma anche Liteta è in dubbio. Anzi, probabilmente era indifferenziato. Ancora Triente, Felici, Borrelli, Luvumbo. Non lo so, non penso che si Troppo giochi Felici e sbilanciata questa Luvumbo squadra, davanti dal primo minuto. perché vuol dire che sugli esterni tu hai Palestra e Luvumbo a destra, Felice e Idrissi a sinistra, e l'equilibrio te lo devono dare a dopo il De Jong e basta. Tostata, No. O magari tra un mese sì. Ora, col fatto che il Cagliari deve ancora trovare, secondo me, i giusti equilibri tattici, mi sembra un po' troppo ottimistico il tutto. Comunque, ragazzi, chiudiamo, perché direi. sennò poi veramente 11 e diventa mezzo una quasi, roba... non me ne altro reso che, conto, altro 11 che e mezzo. elastici. Altro che Non è che elastici. che abbiamo detto domani facciamo tranquillo perché poi non diciamo più Sì, niente. sì, Ogni volta sì, diciamo infatti. così è peggio. Bravo, delle volevo dirti altre. quello. Non dire niente, non diciamo più nulla. Domani spazio al Sassuolo e spazio al volley. Esatto, Basta, vi esatto. dico solo questo. Oggi avremmo Esatto. dovuto avere atletica, ma c'è stato un problema all'ultimo, e quindi niente atletica. Però vabbè, credo che ci siamo difesi ugualmente, dai. Ma direi di sì, dai, assolutamente, ci sta assolutamente. Quindi appuntamento a stasera alle 19? Yes. Alle 19 con la vigilia di Cagliari Sassuolo. E chiaramente ci vediamo Numeri domani soliti, mattina, insomma. sì, a vigilia, tu numeri, statistiche, insomma, la presentazione della gara. Mentre con Buongiorno 131 domani mattina dalle 10 e avremo un po' l'ultimo giorno della settimana, l'ultimo giorno di Buongiorno 131 della settimana, e poi chiaramente di sera Cagliari Sassuolo ore 18:30, quindi dalle 17:30 la vigilia partita, e poi post gara dalle 18:30 20:30 più o meno, giusto? Più o meno all'incirca. Non è alle 18, scusami. Alle 18 domani? Alle 18:30. Scusa. 18:30, 18:30. Ah, no, ok. 18:30. Non mi è scusa. venuto il dubbio, perché ogni tanto cambia, No, è vero, perché il sabato giocano alle 18. Non c'è una ragione, non l'ho ben capito. Tra l'altro adesso vorrebbero spostare alle 20, che non sarebbe una cattiva idea secondo me, anziché alle 20:45. Per me, così vado a letto presto, anche meglio. Così Per vado- te che ti devi fare anche la tua beauty routine quotidiana, insomma, tanta roba, tanta roba. Che c'è? Che c'è? Invidia la mia. Sai quante volte la mia fidanzata mi dice, vedi, devi fare come Luca. E invece io faccio no. Quindi, Dopo cosa questo, c'è? dopo questo Cosa possiamo c'è? anche salutare. E Me lo ne vado. sappiamo che hai una serie di truccatori e truccatrici, uno stuolo di... Beh, ci c'ho abbiamo lo anche i studio dati. sotto. Esatto, sono arrivati i dati sulla Vabbè, partita di stasera. Quindi stasera. la vigilia è garantita. No, secondo me mi metà a leggerli adesso. Ma no, ma sei pazzo. pensa che mi sta chiamando mia figlia che Ma che sei su. pazzo. Ecco. Gli ho detto chiamami intorno alle 11:15, tanto oggi questa Sì. è rapida. Sì, Ehi, sì. fidati. Sempre Iveuso. Va bene ragazzi, bene. grazie di essere stati con noi così tanto a lungo, grazie a coloro che ci seguono in replica, iscrivetevi mi raccomando al canale di Giampaolo Gaias, facci un giro, un bel podcast sullo sport sardo e non soltanto, che a noi piace sponsorizzare perché insomma è fatto proprio bene. Lucone, ci vediamo domani noi. Assolutamente. E Alle andiamo 10, con la sempre sigla. qui. Yeah. Addio. Ciao ragazzi. Oh, a stasera. Ciao ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta,
131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.